Coronavirus e studenti a rischio. Dopo le richieste dei governatori del Nord, Veneto compreso, i ministeri di salute e istruzione decidono: nessun obbligo di rimanere a casa, ma sì all'isolamento volontario. Zaia, misura di buonsenso. Autonomia, il ministro Boccia oggi a Padova, ora dice tocca al Consiglio dei Ministri e Parlamento decidere. Il governatore gli risponde: voglio essere fiducioso. Il professor Bertolissi: questo ritardo è una ferita per i veneti. A Crocetta del Montello il flash mob dei risparmiatori truffati dall'ex Popolari. Le croci della rotonda simbolo della battaglia verranno da oggi piantate in ogni giardino delle vittime del crack. Tragedia sui monti della Lessigna, 55enne precipita da una palestra di roccia durante un'arrampicata, nulla da fare per l'uomo. Ai nostri microfoni la giovane commessa che ieri sera a Mogliano è riuscita a bloccare uno dei banditi in azione durante la rapina in centro. Comunali 2020, sarà Michele Bugliesi il candidato anti-Brugnaro del centro-sinistra, è quanto emerso oggi a margine dell'incontro del PD veneziano. A Monasteri ieri sera la cena per raccogliere fondi a favore di Venezia e del litorale feriti dal maltempo di novembre. I sindaci diventano camerieri per una sera. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. Lo avete dunque sentito dai titoli: a 5 giorni dalla lettera delle polemiche, quella con cui i governatori del Nord, Veneto compreso, chiedevano la quarantena per i ragazzi di rientro dalla Cina, arriva la presa di posizione del Ministero della Salute: nessun obbligo di rimanere a casa, ma sì all'isolamento volontario. Alla fine il Ministero della Salute e dell'Istruzione hanno optato per la via di mezzo, recuperando la lezione di Re Salomone: no a quarantene forzate, sì agli isolamenti volontari per tutti gli studenti di rientro dalle zone più colpite della Cina, chiarendo una volta per tutte la posizione del governo sul tema coronavirus a scuola. I casi segnalati saranno oggetto di un'azione coordinata tra dirigenti scolastici e le ASL del territorio, che avranno il compito di monitorare i soggetti coinvolti, misurando loro la febbre e riscontrando eventuali problemi respiratori. L'isolamento volontario, recita la circolare, sarà assegnata nei registri come assenza giustificata, particolare non di poco conto. La miccia era stata accesa lunedì con la lettera dei governatori del Nord, Veneto compreso, con cui si chiedeva all'esecutivo di istituire una quarantena obbligatoria per tutti gli studenti di rientro dalla Cina. Pochi giorni dopo, sempre i governatori del Nord avevano chiesto regole precise almeno per gli isolamenti volontari, che si stanno registrando a macchia di leopardo su tutto il territorio, anche in Veneto. Adesso è lo stesso Zaia a chiudere il cerchio di una settimana infuocata, incassando nei fatti una vittoria e parlando di una misura responsabile. Ma a me sembra buon senso, guardi, io sento il Ministro più volte al giorno, il Ministro Speranza, e il rapporto è assolutamente di assoluta collaborazione. Qui non c'è politica, non c'è niente, ma c'è buon senso. Se avessimo dei ragazzi infettati nelle scuole sarebbe una tragedia. Quanto alle accuse di favorire discriminazione tra i banchi, che gli sono piovute addosso anche attraverso campagne social, Zaia scandisce a chiare lettere. Il virus non si guarda la carta d'identità o il passaporto di uno. Allora, se il cittadino cinese, la scuola cinese, il ristorante cinese non è tornato il gestore non è tornato da Wuhan, che è zona infetta, vale come un trevigiano piuttosto che un padovano che non ci ha mai andato a Wuhan, punto. Finiamola queste menate, parliamo di coronavirus. Autonomia dalle parole ai fatti, pare manchi poco. Il ministro Boccia oggi a Padova ricorda che ora spetta al Consiglio dei Ministri, al Parlamento decidere. Zaia gli ha risposto: voglio essere fiducioso. Mattinata all'insegna dell'autonomia nella città del Santo, prima ospite in municipio del sindaco Giordani e poi relatore al convegno Autonomia e prospettive per il terzo settore e la società veneta, il ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia. A che punto siamo con quella del Veneto? La settimana scorsa abbiamo trasmesso gli ultimi ritocchi, che sono il risultato di un confronto con le forze politiche della maggioranza e anche con le parti sociali, e il provvedimento è pronto per il Consiglio dei Ministri. L'abbiamo già trasmesso al preconsiglio, questa è la seconda volta insomma, che facciamo questo percorso
a testimonianza che la concertazione è sempre utile perché chiarisce ogni dubbio. Qualche dubbio ce l'ha il Movimento 5 Stelle, ma Boccia fa notare che meglio di così non si poteva fare dopo 19 anni dalla modifica della Costituzione, un ritardo imperdonabile. Quello che abbiamo fatto in questi mesi è stato ricostruire un clima di fiducia tra i diversi livelli istituzionali, perché io trovavo assolutamente folle che non si sedessero al tavolo pezzi delle istituzioni. Oggi sono tutti al tavolo, c'è un'unanimità diffusa e ora serve il Parlamento, quindi il mio lavoro l'ho completato, ora è sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Spetta ora al Premier Conte mettere in agenda la discussione nel Consiglio dei Ministri e poi al Parlamento. Il Ministro spiega che si inizierà delegando alle Regioni i livelli non essenziali di prestazioni, quelli cioè che non riguardano sanità, lavoro e trasporti. Significa accelerare i tempi, la gente ha bisogno, quando chiede qualcosa allo Stato, di una risposta in tempo reale e l'autonomia serve a questo. Alla Fornace Carotta, la scuola di formazione politica della Lega, il presidente Zaia sembra fiducioso per i risultati raggiunti insieme al governo sull'autonomia. Ma direi che ormai 17 regioni, grazie all'azione del Veneto, su 20 chiedono l'autonomia o hanno l'autonomia, per cui pensare che questo Paese possa rinunciare all'autonomia non esiste. Se non lo farà questo governo, lo farà chi viene dopo questo governo. Lei è fiducioso? Assolutamente sì, guardate, io sono quello delle Olimpiadi, tutti piangevano, tutti dicevano che si perdeva tempo e le abbiamo portate a casa. Quando ho deciso di fare il referendum per l'autonomia, tutti dicevano che era impossibile farlo, l'abbiamo fatto. Il professor Mario Bertolissi, costituzionalista e collaboratore della Regione nelle trattative con il governo sull'autonomia, è però più severo con la politica che ha ritardato la nuova forma di Stato e che per questo ne starebbe pagando le conseguenze. Il Ministro cerca di fare quello che può e deve dopo fare i conti con la maggioranza che c'è e anche con le divisioni che esistono al suo interno e che riguardano pure lì il fatto che ministri siano esponenti e portatori degli interessi del sud piuttosto che di quelli del nord. L'ho detta così in un modo rozzo. È fuori discussione comunque dal mio punto di vista che il ritardo rappresenta una grave ferita nei confronti dei cittadini del Veneto che si sono recati alle urne e che in modo trasversale hanno detto di sì una larghissima maggioranza. Da questo punto di vista bisognerebbe che i politici riflettessero, perché sono abituati a non ascoltare mai chi non appartiene alla loro categoria. Il cittadino però sta reagendo negativamente, basterebbe scorrere l'ultimo rapporto Censis per rendersi conto qual è il tasso del risentimento che circola, in modo particolare tra l'altro in queste terre, una sorta di rancore che serpeggia. È bufera politica per la notizia riportata dal giornale secondo il quale il PD, attraverso il gruppo dell'Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici del Parlamento Europeo, organizzato per il 22 aprile un convegno da tenersi in una delle sale conferenze dell'Unione Europea a Bruxelles per celebrare la conquista delle Olimpiadi del 2026. Dall'elenco degli interventi spicca l'assenza dei governatori Zaia e Fontana, rappresentanti delle istituzioni coinvolte. Nella lista dei partecipanti non mancano invece il sindaco di Milano Giuseppe Sala, gli europarlamentari Dem Alessandra Moretti e per Francesco Maiorino il ministro Vincenzo Spadafora. Tuona la delegazione della Lega al Parlamento Europeo. Per la sinistra evidentemente le due regioni che ospiteranno l'evento internazionale non devono parlare per lasciare spazio a esponenti politici del PD. È inaccettabile, una vergogna, intervenga il presidente Sassoli. Ed ora ci spostiamo nel Trevigiano, manifestazione con flash mob di protesta questa mattina alla rotonda di Crocetta lungo la Feltrina, protagonisti risparmiatori di Veneto Banca e le croci che hanno piantato giusto un mese fa.
Ogni risparmiatore porta a casa simbolicamente una croce, che è la croce della disgrazia del territorio veneto, della gente veneta. Ancora un gesto simbolico che speriamo scuota la coscienza della politica italiana, che tanto per cambiare si sta dimenticando dei veri problemi della gente. L'ho fatto perché per ridare dignità a queste persone che ci hanno rimesso praticamente tutto e bisogna dare la volontà, la speranza e sicuramente bisogna riportare a casa tutti i denari mal tolti a queste persone. Io sono qui per testimoniare oggi con la vicinanza ai risparmiatori, in famiglia mia sono stati colpiti comunque anche dalla Veneto Banca, credo comunque che lo Stato non possa avere due pesi e due misure, banca del sud della Puglia salvata, banche del Veneto sprofondate. 4 anni di croci, sai, noi i nostri soldi promessi? Dopo 4 anni? Vice Sindaco, anche lei ha alzato la croce, perché? Per rappresentare i cittadini che oggi non hanno potuto essere qui, perché appunto non sono solo i cittadini truffati, ma è tutta una comunità e questa comunità va rappresentata e difesa. Io sto ancora aspettando le carte dalla banca, per esempio. Io non posso inoltrare il rimborso perché non ho ancora ottenuto le carte dalla banca. Questa è la sua croce, insomma. È una grande croce. La croce è comunque un simbolo di giustizia, di sacrificio e i risparmiatori ne hanno fatti tanti di sacrifici. Lei è contento perché Banca Intesa sta facendo una serie di utili? Sì, sta facendo molti utili e sarà per quello che non hanno il tempo di fornirci la documentazione. Proprio l'altro ieri è stata rifatta la commissione delle banche. Io davvero credo che questa commissione, e io combatterò fino alla fine, che questa commissione davvero faccia qualcosa per questi risparmiatori. Io mi viene piangere perché e cerco sempre di dimenticare apposta perché sennò ti tiri veramente allo male proprio, insomma, ecco. Siamo ora alla cronaca. Un uomo è morto cadendo da una parete di roccia a Ceredo di Sant'Anna d'Alfaedo in Lessinia, sulle montagne veronesi. L'incidente è avvenuto mentre l'uomo, un 55enne, si stava arrampicando sulla parete nord della falesia. I sanitari del 118 sono intervenuti con l'elicottero di Verona Emergenza, ma hanno solo potuto avviare le operazioni di recupero del corpo. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Sant'Anna d'Alfaedo. Ieri sera in diretta vi abbiamo dato conto della rapina in pieno centro a Mogliano, nel Trevigiano. Oggi abbiamo parlato con la commessa che l'ha sventata intrappolando uno dei 2 rapinatori. Il suo sogno: fare la carabiniera. In quel momento, quando si ha l'adrenalina in corpo, cioè non capisci nulla, ho reagito di spontanea volontà. Capacità di reazione, sangue freddo, queste le armi usate da Federica Trovò, la commessa che accanto a una giovane cliente ha sventato una rapina in pieno centro a Mogliano. Sono le 18 di venerdì quando un primo uomo entra all'Air Beauty di Via Zara e chiede a Federica di visionare dei prodotti. Si esprime a gesti, non parla l'italiano, è un tentativo di distrazione, giusto il tempo di permettere a un complice di entrare e dirigersi verso la cassa. Peccato che una cliente che si trova dietro a un dispenser lo veda e inizia a urlare. In quel momento che dopo ho sentito appunto la ragazza urlare e mi sono girata e ho visto l'uomo che usciva praticamente dalla cassa. A quel punto ho mollato tutto, sono andata dove c'era la ragazza che tentava di tenere l'uomo. Abbiamo cercato di trattenerlo, però lui è scappato. Seguono attimi concitati, Federica e la cliente riescono ad attirare l'attenzione degli altri commercianti. Mentre il complice scappa, il primo uomo resta di fatto intrappolato. Ha alzato le mani per dire non c'entro nulla, però dopo ha tentato di scappare anche lui dandomi degli spintoni. Infatti ho sbattuto un pochino la mano sulla porta ed è rimasto qui praticamente bloccato. Arrivano quindi i carabinieri, l'uomo, scoprono più tardi, è un 50enne georgiano con un rosario di precedenti e innumerevoli alias. L'accusa per lui è di rapina, mentre è caccia al complice. Resta un'intera via che si è mobilitata, a cui va il grazie della titolare del negozio. Non hanno chiuso gli occhi, ma si sono dati da fare. Grazie di cuore a tutti, veramente. Questa è stata la cosa bella di quello che è successo ieri. Intanto Federica ritorna a riaprire il cassetto dei sogni. Il mio sogno nel cassetto era di diventare carabiniere, quindi mi è servito, mi ha dato un po' un aiuto, ecco. Allora questo sogno, questo cassetto è da riaprire? Ma non si sa.
Le ruspe tornano in azione nel complesso Serenissima in via Anelli a Padova. Dopo lo stop dovuto ai lavori di bonifica dall'amianto sono ricominciati ora gli abbattimenti. Abbiamo sentito cosa ne pensano i residenti. Ma abbiamo passato anche giorni di terrore, quando facevano le guerriglie che con bastoni, con ferri, con coltelli in mano. Abbiamo passato veramente terrore. Le palazzine vengono abbattute pezzo per pezzo, ma tra i residenti resta indelebile nella memoria cos'era il complesso Serenissima. Il momento è eccezionale, qualcuno si affaccia anche per fotografarlo. Qui all'inizio c'erano studenti, poi sono arrivati i neri e marocchini, spaccio di droga, pallottole che volavano qua di sera. Dopo le 9 di sera non si poteva più uscire. È partita la demolizione della seconda palazzina, quella che confina con via De Besi, dove più di 10 anni fa fu costruita la recinzione, poi nota come muro di via Anelli. Sono soddisfatto, sì, che finalmente cambiano, diciamo, sta destinazione, perché adesso non so, ho sentito che viene la questura qua e questo mi fa piacere. Dopo che sono andati via tutti, qua si sta veramente in paradiso. Riaccesi i motori delle ruspe dopo la sosta per i lavori di bonifica dall'amianto. Qui si va avanti e non c'è nessuno stop, perché quelle operazioni sono il lavoro più difficile, più complicato, più articolato. Il lavoro di demolizione che vediamo adesso, che è quello che dà l'immagine di operatività, in realtà è il lavoro più semplice. La prossima tappa per la riqualifica dell'area e il successivo passaggio al demanio per la costruzione della nuova questura prevede l'abbattimento della palazzina rossa, quella che ospitava la moschea. Noi vogliamo una città senza ghetti. Quello che è successo in via Anelli ci deve insegnare che non si deve più ripetere. Il fatto che qui si collocherà una grande funzione, la questura di Padova, significa che il quartiere della Stanga e tutto il quadrante est, i quartieri intorno, Mortise, San Lazzaro, vivranno di una grande centralità. Tra i residenti c'è la speranza di vedere finalmente abbattuto quello che per anni è stato un nemico. A noi non interessa il tempo che ci vorrà per buttare giù via Anelli, a noi interessa che via Anelli venga demolita. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità. Siamo tornati in studio, edizione regionale dei nostri telegiornali. Ora ci spostiamo nel veneziano. Comunali di maggio sarà il rettore dell'Università Veneziana Michele Bugliesi il candidato anti-Brugnaro del centro-sinistra, è quanto emerso oggi a margine dell'incontro con la stampa del PD veneziano. Il rettore Michele Bugliesi come il candidato ideale per questa competizione. L'annuncio è di quelli informali, ma la sinistra veneziana compatta sembra abbia già deciso il candidato sindaco del PD da opporre a Brugnaro per il suo ipotetico mandato bis. La figura individuata in quella del magnifico rettore di Ca' Foscari e quanto trapelato dalle due distinte riunioni tenutesi poche ore fa, l'una di Aria Zingaretti e l'altra provinciale con il senatore veneziano Andrea Ferrazzi. Il Partito Democratico ha messo a disposizione anche la propria forza per una candidatura civica. I segretari dei partiti e i responsabili dei movimenti stanno lavorando a un tavolo. Naturalmente io quello che dico è che bisogna fare molto presto, perché Brugnaro si è già mosso per tempo, è già il sindaco uscente, noi non possiamo perdere un minuto ancora. Il nome scelto tra la rosa presentata dalle varie associazioni e liste, con le favorite Maria Rosa Vittadini, già candidata qualche anno fa con una civica, Monica Coin, ex Potere al Popolo, e Chiara Sabadini, già RSU a Cafarsetti e attualmente in Regione, ma la convergenza solo sul professore Michele Bugliesi. Nel testa a testa con Brugnaro erano stati ripresi profeticamente insieme appena a dicembre scorso, durante l'inaugurazione di un campus. Abbiamo la consapevolezza che il percorso politico è sempre un percorso non facile, non semplice e riteniamo che anche questa fase dove emergono a volte incertezze, a volte tentativi di riflessione anche più ampi, sia un elemento importante proprio
per arrivare a fare il collante necessario per il lavoro che c'è da fare. Mercoledì prossimo, 12 febbraio, la formalizzazione del nome al termine del tavolo politico di tutto il centrosinistra veneziano. Ma nelle ultime ore c'è da registrare un mezzo passo indietro per il rettore dell'università, per cui attualmente non ci sarebbero le condizioni. Un progetto come questo, afferma Bugliesi in una nota, ha senso solo se trova un'adesione ampia e unitaria. Purtroppo è del tutto evidente che quelle attuali non sono le condizioni per poterlo realizzare. Priorità per Venezia sono comunque un nuovo turismo e i temi ambientali. Ed ora siamo nel Vicentino, grande l'afflusso dei visitatori alla prima giornata della fiera della caccia, a lunghe code e intasamenti all'uscita dell'autostrada. Inaugurato ufficialmente così It Show, la manifestazione dedicata alla caccia e al tiro sportivo in fiera a Vicenza, un evento atteso di levatura nazionale. Soddisfazione espressa dalla Regione Veneto, che ha ufficializzato la prima banca dati regionale dei cacciatori e un portale online che consente di controllare in tempo reale le oltre 3.000 richieste ricevute all'esercizio della mobilità venatoria e i 40.000 possessori di tesserino venatorio attivi in Veneto. Senza la caccia, senza il ruolo dei cacciatori nel nostro ambiente, il controllo della fauna selvatica non sarebbe possibile. Abbiamo dimostrato che i numeri dell'aumento della fauna sono esponenziali e quindi se vogliamo essere anche per i cittadini sicuri sui nostri territori, per controllare il cinghiale, per controllare le nutrie, per controllare i cormorani e tanti animali che fanno tantissimi danni nell'agricoltura, noi abbiamo bisogno del ruolo dei cacciatori formati che insieme alle istituzioni collaborino. Ospiti speciali per l'occasione gli atleti azzurri che parteciperanno alle prossime Olimpiadi di Tokyo. Ci prepariamo con il massimo impegno, con la massima devozione e saremo sicuri di essere pronti nel momento in cui ci sarà bisogno di esserlo, ed incrociamo le dita. Chi temete di più? Avversari o voi stessi? Il principale avversario siamo noi stessi, in pedana siamo isolati, siamo chiusi con le cuffie, quindi siamo noi. Bisogna fare i conti con noi stessi, gli avversari fanno la loro gara, noi facciamo la nostra, alla fine della giornata si tirano le somme. La Fiera delle Armi è l'occasione di informarsi sulle novità degli ultimi modelli, ma anche sulle opportunità di imparare a maneggiare questi strumenti. Ma io credo sia importantissimo innanzitutto seguire dei corsi proprio per fare un uso corretto delle armi e credo che i cacciatori o comunque i legali possessori delle armi tutti hanno seguito un corso e usano in maniera corretta l'arma. Come uno prende la patente per saper guidare l'auto in modo giusto, per usare le armi in modo giusto e anche ragionando su cosa stiamo usando, bisogna formarsi un attimo, sia che sia un'arma corta che sia un'arma lunga, noi mettiamo le basi per usarla in piena sicurezza. Siamo partiti 10 anni fa con i proprietari, loro hanno scommesso su Albettone e Albettone gli ha dato la possibilità di creare questa grandissima realtà. Non è ancora finita qua perché stiamo già pensando ad un ampliamento del poligono inserendo delle altre attività sempre legate all'uso delle armi. Monastier a Villa delle Magnolie, 31 sindaci veneti camerieri per una sera, obiettivo la solidarietà. Novembre 2019, Venezia e il litorale feriti dall'acqua alta e dal maltempo. Ieri sera a Monastiere il Veneto si è stretto ancora una volta per aiutare le zone colpite. Una cena all'insegna della solidarietà. 31 sindaci hanno tolto per una sera la fascia tricolore e si sono messi il grembiule diventando camerieri provetto. E il via alla cena con i sindaci, vassoi in mano, a servire fra i tavoli. Intanto per ringraziare tutti i veneti, i veneziani e tutti gli italiani che ci hanno aiutato e dimostrano questo grande cuore. E ancora una volta il Veneto si dimostra una regione solidaria, ma soprattutto questa zona, il Trevigiano. Occasioni come queste aiutano anche a far squadra e intervenire a sostegno degli amici dei comuni vicini. Da Vicenza al Trevigiano fino al Bellunese.
è un modo per dimostrare che insieme ci si può aiutare, ma soprattutto si riescono a ottenere risultati importanti. Prima volta per me che faccio il cameriere, poi la pasta ai fagioli è una sfida. Soddisfatta la padrona di casa. L'orgoglio più grande è quello del sentire che quando c'è da fare squadra, sindaci, cittadini, associazioni, squadre di calcio, di basket, qualsiasi cosa sia, siamo uniti. Presenti a questa bellissima serata 2 giocatori della De Longhi Treviso Basket e dell'Umana Reyer proprio alla vigilia del derby di domenica. Momento scherzoso con i 2 sindaci Conte e Brugnaro che alzano la maglia della squadra avversaria. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buon fine settimana. Bentrovati al meteo. Alta pressione, il tempo si mantiene stabile sul nostro territorio, ma diamo uno sguardo più approfondito alla situazione di domenica 9 febbraio. Sul Veneto sarà una splendida giornata soleggiata, il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso, non si escludono tuttavia nubi basse e locali nebbie sulle pianure nelle ore più fredde. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, valori massimi invece fino a 12 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli, Venezia Giulia, anche qui sarà soleggiato su tutti i settori, bel tempo dunque, senza precipitazioni. Temperature minime tra 2 e 6 gradi, massime tra 9 e 12 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato ovunque, il cielo, vedete, si presenterà al massimo con poche nubi a carattere sparso. Temperature minime intorno a -3 gradi, massime sui 9 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.